Una palestra a Coni di Via Lazio, gremita in ogni ordine di posti, ha fatto da cornice a Nuoro alla prima vittoria della Dinamo Sassari nel Trofeo Tirrenia. I sassaresi hanno superato col punteggio di 91-78 la formazione russa del Lokomotiv Kuban, una gara che ha visto la Dinamo del coach Meo Sacchetti superare per la seconda volta in pochi giorni i cestisti russi. Un ottimo allenamento in vista dell'inizio del massimo campionato di basket nazionale. Ma l'aspetto agonistico, importantissimo per la Dinamo, e il suo cammino di avvicinamento alle sfide importanti in Italia e in Europa, per una volta è passato in secondo piano di fronte alla giornata storica vissuta dal movimento cestistico cittadino. Per la prima volta i giganti sassaresi, che pure in città sono degli habitué, avendo partecipato a tutta una serie di manifestazioni benefiche, hanno potuto disputare una gara vera in una palestra a Coni, culla del basket nuorese, finalmente con un parquet che consente agli atleti di alto livello di esprimersi. Lavori implementati dall'amministrazione comunale con la collaborazione della Pallacanestro Nuoro, che ci ha messo del suo per rendere accogliente la palestra a Coni. Un evento sportivo di altissimo livello che ha visto la Federbasket provinciale darsi da fare per rendere possibile assistere anche a Nuoro al grande basket internazionale. Il resto lo ha fatto l'entusiasmo del pubblico nuorese, fatto di atleti, dirigenti, ma anche di tanti appassionati. Un abbraccio verso una squadra, la Dinamo Sassari, che ormai è uscita dalla dimensione sassarese per assumere il ruolo di ambasciatrice della Sardegna. Un onore e un onere che tanti appassionati nuoresi di basket le hanno riconosciuto ieri sera.